La Sardegna, con i suoi silenzi musicali ed assolati, con le sue testimonianze di civiltà misteriose e pur profondamente umane, è viva parte del canto di Maria Carta. Sono canti che sfidano l'effimera volubilità della moda, rappresentando il linguaggio eterno del popolo, le sue vicende, le sue lotte liberatrici, i suoi amori. Maria Carta ha contribuito a recuperare e a valorizzare questo patrimonio culturale e da molti anni lo ha fatto conoscere ed apprezzare alle altre regioni italiane e in molte parti del mondo. Con Maria Carta il canto folk sardo arriva per la prima volta in Unione Sovietica. Quali le emozioni prima di un viaggio così lungo? Beh, le emozioni sono in effetti enormi, perché portare il canto sardo in Unione Sovietica forse non l'ho mai sperato da quando mi sono messa a cantare, appunto per far conoscere questa nostra cultura, questa Sardegna anche fuori dalla Sardegna, cioè per me era già importante farla conoscere agli italiani. Ora, andando in Unione Sovietica, la responsabilità mia aumenta, ma credo che anche le soddisfazioni aumentano, perché in un mondo così come l'Unione Sovietica, dove la cultura popolare è stata portata sempre avanti in un certo modo e a un certo livello, credo che i miei canti li accettino e li apprezzino moltissimo. Senta, quali sono le fonti del suo canto? Cioè lei si basa sulla ricerca, diciamo così, fra il popolo, così, oppure legge antichi testi? Beh, ma la ricerca è molto importante in tutte le tradizioni popolari, in quanto vengono fuori da un lavoro approfondito, appunto, che si fa attraversando addirittura anche le campagne per dover trovare la persona più anziana del posto. E come tutta la tradizione popolare si tramanda oralmente, e allora soltanto attraverso una ricerca, appunto, sul posto si possono ottenere dei risultati. E quali sono gli argomenti più frequenti nel canto sardo? Beh, sai, la solitudine è la base quasi continua del canto popolare, poi c'è del canto sardo, ma come tutto il canto popolare in genere. Poi ci sono i canti d'amore, i canti di protesta, che noi ne abbiamo uno del fine Settecento che è molto bello, molto importante, che è stato scritto per la rivoluzione antifeudale fatta in Sardegna, appunto 1796. E poi ci sono gli altri canti di pescatori, di solitudine, appunto, che in un certo senso è un canto di protesta per un mondo così di miseria che si è sempre vissuto, questa miseria che si è sempre vissuta, e che tutto sommato non è che sono cambiate molte cose. È un canto, diciamo non è molto allegro, forse più... Sì, io credo che sia un canto triste, ma anche nella sua allegria è triste, perché in effetti io espongo questo canto, ma quando canto mi sento triste anch'io, perché c'è sempre qualcosa che incomincia meravigliosa e poi va a finire sempre in qualcosa che noi non riusciamo a capire il perché, qualcosa che non si riesce a stringere, come l'amore che non riesce mai ad andare avanti come noi vogliamo, ma anche lui si frantuma attraverso le tante difficoltà che giorno per giorno ognuno di noi dobbiamo superare. E anche l'amore è così, un amore non quello che si dice nei canti, ma un amore che si vorrebbe in effetti che fosse come i canti, ma non credo tutto sommato che si riesce ad avere.